Eder. Mech. Pallister. Sebastiano, è vero che tu dirai a un'albergatrice che è stato solo un incidente quello che ha portato alla morte di Liliana, ma che ovviamente lo dirai molto molto tempo dopo, tipo un anno e mezzo dopo i fatti? Assolutamente, mi ricordo bene questa discussione, che comunque lei era veramente molto alterata, molto così, che mi ha molto sorpreso. E io gli ho detto: guarda, evidentemente per conto mio probabilmente è successo un incidente, probabilmente qualcuno l'ha incontrata. Io ho pensato... Quindi è vero che hai detto che è stato un incidente, anche se qui non stai più dicendo, che poi hai smentito dicendo che eri confuso. Certo che gli ho detto, però non gli ho detto, gli ho spiegato anche il perché. Perché qualcuno magari l'ha incontrata, l'ha fermata e magari lei ha preso paura, qualcosa. Questo l'abbiamo già detto in tantissime trasmissioni, in tantissime interviste. Lei va molto avanti con la sua immaginazione, con le sue cose. Evidentemente ha le sue idee. Adesso parliamo di un anno dopo, 2 anni dopo. Non è che parliamo quel giorno là. Ah, parliamo di un anno e mezzo, 2 anni dopo, non di quel giorno là. In Qual era tante la tua interviste teoria? che sono state fatte si parla che Liliana sia morta per scompenso cardiaco, perché per una paura, per un qualcosa. E io più di una volta ho sostenuto che molto probabilmente avrà incontrato qualcuno durante il suo percorso. Quindi è tutto normale, tu hai detto che era un incidente solo perché ne avevi parlato per anni in trasmissioni televisive e si era parlato di un incidente. Ma ripetiamolo bene, dopo quanto tempo hai detto questa cosa all'albergatrice? Io penso un anno fa, un anno e mezzo fa. Madonna. Non ti arrabbiare Sebastiano, nessuno mette in dubbio le tue parole perché tu hai sempre detto la verità. Capisci? Dopo il solito show mistificatore di ieri sera, una precisazione è dovuta e doverosa. L'albergatrice durante la testimonianza a Chi l'ha visto? Dichiara che quando era venuta a conoscenza della scomparsa di Liliana, e cioè il 17/12/2021, ha subito chiamato Sebastiano per avere notizie, e in quella telefonata, e lei precisa proprio in quella, che a Sebastiano scappa la famosa frase: è stato un incidente. Ma questo lo dice lei. Quando lei chiede spiegazioni lui cerca di minimizzare la cosa dicendo che si era confuso. La prova che la testimone è attendibile viene dai tabulati telefonici dove risulta che veramente una telefonata tra i due c'è stata. Capisci? È avvenuta proprio il 18/12/2021 alle ore 11:36:04 secondi. Effettuata dall'albergatrice verso il cellulare di Sebastiano, telefonata della durata di 3 minuti e 41 secondi. Pertanto ci dobbiamo chiedere, come faceva Sebastiano a parlare di incidente già il giorno 18/12/2021 quando Lilli era ancora una persona da poco scomparsa? La telefonata non è quindi assolutamente avvenuta un anno dopo come detto ieri sera a quarto grado da Sebastiano. Ma questo lo dice lei. E allora, altro che 2 anni dopo, Sebastiano parlerà dell'incidente con l'albergatrice 4 giorni dopo la scomparsa di Liliana. E un altro lapsus potrebbe essere arrivato ieri sera. Quello che a me ricordo che quando sono ritornato a casa, la casa era sistemata, i letti erano fatti, tutto era pulito, tutto... Liliana avrebbe chiesto all'albergatrice letti separati e Sebastiano dice ma non aveva senso perché in casa dormivamo insieme, però poi dice che i letti erano sistemati usando il plurale. Il circo Barnum Luzzi ha improvvisamente cambiato il consueto copione. Invece che creare la solita finta contrapposizione su pro e contro la tesi colpevolista in merito a Sebastiano, con immancabile vittoria degli innocentisti. Ieri ha deciso di fare muro con tutti gli ospiti a favore del sulfureo vecchietto Coppola Monito, anche la figura televisivamente indigesta di Carmelo Abbate, inventore del contorsionismo sul posto con rivoluzione sull'asse anorettale da seduto. Si è schierato contro la rilevanza delle news sostenendone la futilità. In realtà il Nevrotic Hitman ignora che le dichiarazioni rese dalla albergatrice smentiscono la narrazione che il marito ha sempre offerto a sostegno di una tesi difensiva basata sulla assoluta concordia matrimoniale e sulla natura idilliaca dei rapporti, come esclusione del movente tipico. Un cedimento di tale sostegno, qualora confermato,
farebbe crollare l'intero impianto difensivo ed indurrebbe ad avviare un nuovo percorso investigativo. Ma evidentemente a quarto grado dopo quella testimonianza si deve essere diffuso il panico. E quello che mi aveva stupito però era il fatto che, parlando di lei, diceva, faceva, tutto al passato. E questo lo ha ripetuto diverse volte fino al punto in cui gli ho detto: ma Sebastiano, ma tu parli come se lei non ci fosse, se tu sapessi che lei non c'è più. E poi comunque nel ricordare Liliana diverse volte si è messo a piangere in modo disperato. Là mi è venuto in mente che poteva anche essere che, sapendo che Liliana non c'era più, riprendeva questo senso di disperazione. Quando quando sono venuti i primi giornalisti, allora è venuto lui qua. Liana mi voleva bene e questo qua voleva dire. Liana ti voleva bene. Questo verbo al passato ancora una volta arriva mentre Liliana è semplicemente scomparsa? No, quando Liliana stanno cercando. Ma il verbo era al presente o era al perfetto? Confermi che ha detto ti voleva? Ti voleva bene. Lì dorme qua, guarda, c'è le sue cose lì. Lì c'è ancora il pigiama lì sotto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.